Va ora in onda la rassegna stampa. Belle queste frasi in libertà alle 7:30 del... Cos'è lunedì? Ah già che è lunedì, 29 giugno 2026, buongiorno. Sì, no, hai ragione, Francesco, perché per l'estate non sostituiamo i gattini con qualcosa di diverso? Poi magari verso l'autunno li rinseriamo. Giochi col fuoco, Francesco, cioè sai che già abbiamo inserito il va pensiero prima dei gattini, e già quello è un qualcosa che mi sono preso io stesso la responsabilità, e mi guardo in giro agli angoli quando cammino, vedere se c'è qualcuno che mi aspetta col coltello. No, scherzo, ci mancherebbe. Però sì, inserire i gattini con che cosa al posto dei gattini? Lo chiediamo subito ai nostri ascoltatori, perché loro hanno una cultura diversa, spaziano tantissimo, e magari proprio dai quotidiani di quest'oggi potrebbero portarci delle novità anche musicali. In effetti, il buongiorno si sente dal Varin, come state? È arrivato un po' di fresco, manco Ieri ho tentato di aprire tutte le porte e le finestre di casa, praticamente, cioè era uno spettacolo, Sammy Varin in mutande con la gente che passava, me ne frega niente, ma bellissime le mie mutande, e non è successo niente, un po' di venticello verso sera e poi la notte di nuovo caldo, ma tranquilli, tra oggi e domani qualcosa accade. Noi speriamo certo che non succedano pandemoni, ma che arrivi un po' d'arietta e un po' d'acqua, e facciamo veramente il tifo, il ballo dell'acqua, della pioggia. Intanto, dicevo, dai quotidiani quest'oggi ci sono novità interessanti, soprattutto diciamo che tutti parlano di Lega, perché c'è stata la Kermesse dei giovani a Milano Marittima e si sono dette tante cose, ma non solo, si è inventata anche la canzone della Lega Giovani. Ragazzi, voglio essere il primo a trasmetterla. Allora, facci vedere prima da Instagram, che sono stati i primi quelli della Stampa, mi pare, che l'hanno pubblicata, e poi Sammy Varin ve la farà sentire per intero. Come minimo, voi fortunati che ascoltate Radio Libertà a quest'ora del mattino, la vecchia Radio Padania Libera, con un conduttore che più leghista non si può, esce il nuovo inno della Lega e io non ve lo faccio sentire subito. Sarei un pazzo, signori, sarei un pazzo. Dai, sul cursore, aspetta, c'è la pubblicità, aspetta un momento che arriva, vi faccio sentire prima il meme del quotidiano La Stampa e vediamo che cosa dice. Sentiamo, vai pure. Sentite questo battito! È il ritmo di chi ci crede! C'è un'aria nuova che soffia forte, porta il coraggio, apre le porte dalle montagne fino alla spiaggia. C'è una speranza che non si scoraggia, basta aspettare, è l'ora di agire, meno paura, c'è tanto da costruire. Il vento cambia, porta novità, siamo la gente che il futuro farà, siamo l'unione che il tempo lega, un'Italia che non si piega, alza la voce, non ti fermare, dalle montagne fino al mare. È la voglia che ci lega, è la forza che ci unisce, una storia di valore che per noi non finisce. Siamo pronti, siamo tanti, siamo un solo grande coro, l'Italia che ci lega, l'Italia che ci unisce. Oh, oh, oh. L'Italia che ci lega, l'Italia che ci unisce, l'Italia che ci lega, l'Italia che ci unisce, l'Italia che ci lega, l'Italia che ci
Dai, dimmi che non è carina, dimmi che non è carina. L'Italia che ci lega, la nuova canzone degli Shampoo, scritto S-H-A M-P-O-O-H, Shampoo con l'H finale, è il nuovo inno della Lega Giovani, che è appena sbarcato su YouTube. Naturalmente me lo avete fatto avere anche da tutte le altre parti, però c'è Instagram che vi dicevo, grazie al quotidiano La Stampa, lo pubblica, l'ha pubblicato ieri sera ed eccolo qua, ripetiamolo anche dalla Stampa. Vai pure, sentiamo. Sono tutti giovani che ballano. Guarda, c'è Alessandra Locatelli. E lei? Ragazzi, all'evento Nexus della Lega Giovani ci si è divertiti questo weekend e devo dire pare che sia cambiato qualcosa. Almeno i quotidiani oggi festeggiano, devo dire, questo evento Nexus, che è stato poco pubblicizzato, almeno pubblicizzato con un metodo particolare, per cui i consueti social ne hanno potuto godere poco. Anche noi stessi come radio ne abbiamo parlato poco, perché sembrava quasi un mistero, chissà chi ci sarà, chi ci andrà, e in effetti era un qualcosa di riservato prettamente ai giovani. Bene, lo vediamo subito allora, tuffandoci sui quotidiani di quest'oggi. Non ho veramente che l'imbarazzo della scelta, ricordandovi che potete entrare in onda con me al 340 6709 659. Parto dal Corriere, vi faccio vedere come mette l'attualità il Corriere quest'oggi. Parte con il caldo in taglio alto: 1300 morti in Europa, i dati sulle vittime registrate dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta ad est. Secondo l'OMS l'area dove la temperatura sale più rapidamente è proprio l'Europa, i 40 gradi di Berlino. Il terremoto, la bimba estratta viva, il Venezuela che resiste, salvati anche 2 ragazzi di 11 anni. Poi, in centropagina, Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci. Il generale disponibili alla coalizione col centrodestra, il leader leghista Matteo Salvini torna a chiedere il Viminale, Roberto Vannacci apre al centrodestra. Cosa sta succedendo? C'è anche l'intervista a Valditara sul Corriere. Nord e Sud, la Lega è una. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che Fratelli d'Italia sembra aprire al generale Vannacci, mentre Matteo Salvini dice assolutamente no, mi hai già fregato una volta. In mezzo c'è Cruciani. Sì, perché li ha intervistati entrambi, sia Salvini che il generale Vannacci, a distanza nella giornata di ieri. Io con i due lo stesso giorno, ora c'è un gioco tra le parti, dice Giuseppe Cruciani. Ed è vero effettivamente in questo momento, anche perché all'interno del centrodestra c'è chi non vorrebbe chiudere le porte al generale Vannacci, famoso traditore, che noi amiamo però anche se ci ha tradito. Nello stesso tempo c'è un Salvini che dice no, mi ha già fregato una volta. E allora subito a pagina 12, dove il Corriere, grazie all'inviato Cesare Zapperi, ha partecipato anche lui a questa festa dei giovani che si è tenuta a Milano Marittima, in provincia di Ravenna, in questo weekend. Matteo Salvini non lascia, raddoppia, scrive il Corriere. Non che il leader della Lega avesse mai messo in dubbio la sua permanenza alla guida del partito e tantomeno aperto a una modifica degli assetti organizzativi interni, ma l'atmosfera calda e umidissima della Riviera Romagnola, che da sempre gli è congeniale, eccessi del Papete a parte, rilancia tutta la linea ribadendo i suoi punti fermi.
a partire dalla leadership. L'anno scorso i militanti mi hanno chiesto di continuare a fare il segretario per 4 anni, 1 è passato, ce ne sono altri 3. Farò con orgoglio il militante tra i militanti, da segretario in questo momento per altri 3 anni, spiega rispondendo alle domande di Giuseppe Cruciani, guest star della convention dei giovani della Lega, a cui fa una confidenza personale per il futuro. Escludo i giardinetti, ma non la carrozzina, paternità in vista forse. A proposito di questo dialogo con Giuseppe Cruciani di Matteo Salvini, è inutile che ve lo dica, questa è Radio Libertà, quella che si chiamava un tempo Radio Padania Libera. Come minimo ascolteremo questa intervista che dura poco più di 1 ora e 30, l'ascolteremo nei pomeriggi a seguire, già a partire da quest'oggi. Se non fosse chiaro a chi è rivolto il messaggio, Salvini precisa: la forza della Lega è sempre stata e sempre sarà la squadra. Non sarà una campagna elettorale solitaria, servono i capitani ma servono anche le truppe, perché capitani o generali o colonnelli senza truppe motivate, determinate e orgogliose non vanno da nessuna parte. Quindi Zaia, Fedriga, i sindaci, i governatori, me li aspetto tutti, non dietro ma di fianco, per vincere. Le giovani leve leghiste, per le quali il segretario Luca Toccalini si compiace perché non leggono i giornali, in compenso cantano a squarciagola il nuovo inno L'Italia che ci lega, che avete sentito prima, si godono il duetto con la star radiofonica. Regolati per il momento i conti interni, Salvini rivolge le sue attenzioni a Roberto Vannacci, il traditore. Io non porto rancore, c'è più una delusione umana che politica che dura qualche ora, poi si guarda avanti. Rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura della Lega da parte di un uomo in divisa è stata una delusione. Abbiamo l'ansia da prestazione? No, lo seguo con la dovuta attenzione e il dovuto rispetto. Non ci siamo sentiti più al telefono, mi freghi una volta, ma non mi freghi la seconda volta. Quello che vi dicevo io, se un giorno ci capitasse qui in Bellerio scendere da quelle scale, prima di dargli la mano al generale Vannacci lo guarderei in faccia e gli chiedo: scusa generale, ma c'è da fidarsi? Punto di domanda. Porta chiusa ad alleanze con Futuro Nazionale, anche perché il vice premier è sicuro che tra un anno le elezioni le vincerà ancora il centrodestra con qualsiasi legge elettorale, anche se sulle preferenze dice che favoriscono i milionari e la Lega supererà il 10%, oggi viaggia tra il 5 e 6 sotto Vannacci. E qui ecco una piccola novità: Salvini rilancia il desiderio di tornare al Viminale, ma ora lo sposta a dopo le elezioni. Il confronto sul palco lascia spazio per alcune sottolineature di politica internazionale. Si parte con Trump, alcune battaglie sono anche le nostre, ma non mi aspettavo un iperattivismo estero dall'Iran al Venezuela. Penso non se lo aspettassero neanche gli americani. Io non cambio le mie idee, se attacca il Presidente del Consiglio attacca anche me, gli italiani. Poi il segretario della NATO Rutte avrebbe fatto bene a contare fino a 10. Infine, Vladimir Putin: tornare ad avere buoni rapporti con Mosca è fondamentale. Siamo sul Corriere e, come di consueto si usa ormai tra i colleghi giornalisti professionisti, nella stessa pagina della Lega c'è anche Futuro Nazionale e il generale Vannacci che replica: non mi vuole? Amen. Il risico del dialogo con il centrodestra. Allora lui inizia a votare la fiducia al governo. Ah sì? E allora lei apra le preferenze sulla legge elettorale e la finisca per esempio di finanziare la guerra in Ucraina. Così parlano gli Sherpa. Dunque, se queste sono le premesse di una trattativa tra il centrodestra guidato da Giorgia Meloni e Roberto Vannacci, la risposta è subito in chi legge. Sono ancora a carissimo amico. In questo risico al momento non si registrano segnali concreti di avvicinamento da entrambi i fronti. I rispettivi colonnelli dicono di non parlarsi, non solo, nemmeno si fidano l'uno dell'altro. In transatlantico si narra addirittura di alcuni esponenti di FN pronti a registrare le telefonate dei colleghi di Fratelli d'Italia. Sarà vero? Nel dubbio
taci, il quasi nemico forse ti ascolta. Si occorre prendere per oro colato le parole di Vannacci. La linea ufficiale al momento è questa: siamo assolutamente disponibili ad entrare in coalizione se verranno rispettate le nostre linee rosse. Salvini, se non mi vuole, amen. La risposta ieri a un evento a Vicenza. Meloni, se ha qualcosa da dirmi, al mio numero di telefono, mi chiami, non abbiamo nessun problema a sostenere qualsiasi tipo di discussione. Insomma, il tema c'è e se ne parla in Parlamento, sui media tradizionali, sui social network. Ieri, per esempio, la pagina Instagram Team Vannacci, 126.000 follower, ha pubblicato una card estrapolata da un articolo della Verità per dire che Fratelli d'Italia apre a Vannacci, con tanto di foto della Premier che si fa abbracciare dal generale in mimetica, oltre 12.000 like e molti commenti pieni di magari. La realtà è molto più complessa di un click, dice il deputato futurista Rossano Sasso. Al momento non registriamo segnali dai piani alti del centrodestra né da quelli intermedi, dunque proseguiamo così. Quindi non era vero. Senza calcoli siamo già oltre 110.000 tesserati per tutta l'estate, continueremo con le nostre passeggiate identitarie. Laura Ravetto, mamma mia, e sì che abbiamo fatto anche una foto a Pontida mentre io le facevo le corna, penso un po', già si sapeva questa cosa. Laura Ravetto, unica vannacciana in Parlamento e fresca di nomina come responsabile della generazione D. Di cosa vorrà dire? DFN, aggiunge: ciò che dice Salvini è preoccupante, è accecato dall'odio verso il generale. Mamma mia, questa gente che fino all'altro giorno diceva una cosa e oggi ne dice un'altra. Però sai, sono quasi tutti avvocati e non è che ce l'abbia con gli avvocati, però forse diciamo che sono allenati, E Fratelli d'Italia, onorevole Ravetto, da una parte registro le aperture di Bignami, dall'altra le chiusure di Donzelli, sono divisi, deduco. Deciderà Meloni, la dinamica è chiara, in questo momento Futuro Nazionale si fa desiderare, lucida i sondaggi come se fossero pepite d'oro, i colonnelli del generale, qui non servono accordi di comodo per vincere le elezioni, ma di merito su valori comuni, altrimenti auguri. Attenzione ai colonnelli del generale, perché oltre quei 4 scappati di casa della Lega e di qualcun altro, gli altri secondo me sono ancora più pericolosi di questi 4 scappati di casa. Attenzione, per il momento li tengono zitti e buoni, penso che gli abbiano messo proprio lo scotch sulla bocca per non farli parlare, ma se cominciano a parlare arrivano i guai, secondo me, e non certo per noi, ma per Futuro Nazionale. Dentro Forza Italia iniziano a esserci timidissime aperture legate all'eventuale concretezza di un programma elettorale insieme al generale, come spiega da giorni per esempio Giorgio Mulè, il vicepresidente della Camera. Tendenza Marina Berlusconi, che pensa come il padre Silvio seppe riunire MSI e DC. Sono ragionamenti appesi in aria in attesa che passi l'estate, che sarà salutata a settembre da Vannacci con una grande festa futurista, e noi, devo dire, avremo una bella festa di liberazione, una Pontida senza Vannacci. Che ne pensate voi, signori? Aspetto i vostri WhatsApp, perché lo sapete, questa rassegna estiva lo è ancora di più se mi state ascoltando dal mare, dalla montagna, dal lago, dal fiume. Inviate un WhatsApp mentre ascoltate in diretta Sammy Varin al 34067 09 659. Lo ripeto, 34067 09 659 per commentare le notizie che vi sto dicendo. Quest'oggi sono partito dal Corriere, che ha articoli più ampli rispetto ad altri. C'è anche il giudizio dell'intervistatore Giuseppe Cruciani, che ieri li ha intervistati entrambi, sia Salvini che il generale Vannacci, e che, lo sapete, la radio ha imparato a farla ascoltando il sottoscritto Sammy Varin. Io ho cominciato che lui aveva i pantaloni corti, poi ha cominciato ad ascoltare Sammy Varin e ha cominciato a capire come si poteva fare la radio, prendendo spunto da quello che facevamo noi a Radio Padania Libera, e voilà! È stato più fortunato di noi sicuramente, ha un bello stipendio, mentre noi continuiamo a viaggiare con le pezze al culo, per fortuna.
Perché è bello essere anche così indipendenti, secondo me, dipendere solo da un editore, e quell'editore siete voi ascoltatori, che tramite il conto corrente postale 37671294 date una mano a Radio Libertà, voi ascoltatori che tramite il sito radiolibertà.net, cliccando in alto a destra dona ora, potete aiutare la nostra redazione, anche se fossero i soliti incredibili, pazzeschi 5 euro. Grazie a chi ci sostiene. Non diventeremo mai ricchi e famosi come Cruciani, ma diamo del filo da torcere a una certa politica che si ammoscia troppo spesso e ha bisogno di un pungolo, e quel pungolo siamo noi. Beh, comunque, ve l'ho detto, sul Corriere c'è anche l'intervista a Cruciani che dice: io con i due lo stesso giorno, ora c'è un gioco tra le parti, serve realismo politico, ora siamo alle schermaglie, l'attuale centrodestra, se vuole vincere, non può snobbare Vannacci. Giuseppe Cruciani ieri ha fatto una doppietta, prima ha intervistato a Milano Marittima Matteo Salvini, poi a Vicenza il leader di Futuro Nazionale. Chiaramente, signori, se ci interessa un po' meno il general traditore, Matteo Salvini decisamente ci interessa, e avrete modo di ascoltarlo proprio su questa radio nel corso della giornata. Pagina successiva, Giuseppe Valditara. A proposito di Lega, ma non soltanto. Marco Cremonesi intervista Giuseppe Valditara, pagina 13 del Corriere. Basta polemiche interne, danneggiano il lavoro di tutti, siamo il partito dei territori. Il ministro Valditara: non ci interessa chi fa demagogia, sull'immigrazione. Un partito spezzettato non ha senso. Una cosa è la valorizzazione dei territori, un'altra è una federazione di partiti che rischia di vivere di contrapposizioni identitarie. E ancora, serve una Lega sempre più attenta alle questioni del benessere degli italiani, della lotta contro il bisogno. Pensi al piano casa o ai risultati contro la dispersione scolastica. Insomma, basta polemiche, danneggiano il lavoro di tutti. Giuseppe Valditara interviene dopo settimane di discussioni, spesso assai accese, all'interno del suo partito, la Lega, partito del nord contro partito del sud, salviniani e antisalviniani. Il ministro dell'istruzione e del merito pensa sia venuto il momento di voltare pagina. La discussione interna non è comunque salutare, non è utile a fare chiarezza, risponde Valditara. Il punto è che i ministri, i governatori, i sindaci della Lega hanno fatto un lavoro importante sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo evitare che le polemiche mettano in ombra quello che si è fatto. Ora è stata varata una cabina di regia destinata a valorizzare i territori, una decisione molto importante. C'è chi definisce la cabina di regia come gattopardesca rispetto alla richiesta di cambiamento, gli chiede il Corriere. Risponde Valditara: al contrario, è la riaffermazione dello spirito autentico della Lega, che è nata proprio come partito di rappresentanza dei territori, e credo sia un'idea vincente. Oltretutto coinvolge e valorizza figure di grande rappresentatività, governatori, sindaci, amministratori locali, quelli cioè che incarnano la forza della Lega, il buon governo della comunità. Questa è la storia, ma anche il futuro della Lega. È l'identità stessa del partito, un partito sempre più attento alle questioni del benessere degli italiani, della lotta contro il bisogno. Pensi a piano casa, era dai tempi di Fanfani che non si faceva un grande piano per dare un alloggio a tanti italiani che oggi hanno difficoltà. Pensi ai 3 contratti per il personale della scuola in una sola legislatura, mai successo prima. Abbiamo incrementato salari fermi da anni, o all'assicurazione sanitaria gratuita per 1,2 milioni di lavoratori. Aver tenuto i conti in ordine significa aver tutelato i risparmiatori e reso più solido il paese. Quindi, dice il Corriere, niente Lega Nord e Lega Sud? No, risponde Valditara, una Lega Nord sarebbe un altro partito, così come in Germania la CSU bavarese è un partito diverso dalla CDU nazionale, mentre l'obiettivo della Lega deve essere quello di costruire un grande paese, orgoglioso del suo passato e dei suoi territori, per crescere insieme. La parola chiave è insieme, un futuro che valorizzi le diversità e le autonomie, ma sempre dentro un disegno unitario e pluribus unum.
C'è chi preferirebbe una Lega federale? Gli chiede il Corriere a Valditara. Una Lega spezzettata non ha senso, risponde lui. Una cosa è la rappresentanza, la valorizzazione dei territori, un'altra una federazione di partiti che rischia di vivere di contrapposizioni identitarie. La Lega deve essere una, non possono esistere tante leghe diverse. La cabina di regia è in grado di trasformare le differenze in opportunità e ricchezza. Pensare a tante leghe federate insieme sarebbe un errore grave, il trionfo del particolare, proprio mentre stiamo portando al paese risultati innegabili. A cosa sta pensando? Dal 2023 al 2025 abbiamo recuperato 500.000 ragazzi che non andavano più a scuola, sottraendoli così alla criminalità, al lavoro nero, allo stare sul divano. Per la prima volta la dispersione scolastica italiana è nettamente inferiore a quella europea. La media UE è al 9,1, l'Italia all'8,2 e con risultati straordinari anche nel mezzogiorno. La Calabria, che nel 2023 era all'11,8 di dispersione, ora è al 6,5. La Campania dal 16 è scesa al 9,7. Cosa significano questi numeri in relazione alla discussione nella Lega? Che abbiamo riunito l'Italia, ridotto le differenze, dato opportunità di crescita, contrastando quella frammentazione che divideva nord e sud, centro e periferia. Con Agenda Sud e Agenda Nord stiamo abbattendo proprio queste differenze. Con la riforma del 4+2 e quella dell'istruzione tecnica in Lombardia e in Emilia-Romagna, ma anche in Calabria, Campania e Puglia, stiamo cambiando l'Italia. Infine, Roberto Vannacci però incalza: non può essere utile un rinnovamento dell'offerta politica della Lega? Risponde il ministro: dobbiamo riflettere tutti sul senso della politica. I cittadini devono essere rispettati, non presi in giro, servono fatti, non chiacchiere. Chi le spara grosse fa demagogia spicciola e prende in giro gli elettori. Per esempio dicendo che i problemi dell'immigrazione e della sicurezza si risolvono con misure roboanti ed estreme, spesso nemmeno compatibili con la Costituzione e i trattati che vincolano l'Italia. È una politica che a noi della Lega non interessa. Bisogna anche fare chiarezza: l'immigrazione regolare è importante, va integrata nel rispetto della dignità di ogni essere umano. Quella clandestina va contrastata perché è sfruttamento, traffico di esseri umani, degrado e spesso criminalità. Ricordo che Salvini già nel 2018 introdusse la revoca della cittadinanza agli italiani che l'hanno ricevuta in via amministrativa e che delinquono, e che con questo governo dal 2022 oggi sono crollati gli sbarchi. Revochiamo il permesso di soggiorno anche a chi rappresenta una minaccia per la sicurezza e nel contempo rendiamo i nuovi cittadini orgogliosi dei nostri valori e della nostra civiltà. Così quest'oggi i 2 paginoni sul quotidiano Il Corriere dedicati alla manifestazione che c'è stata a Milano Marittima con i giovani della Lega, ma anche alle interviste. Intervistato da Cruciani Matteo Salvini, intervistato da Cruciani il generale Vannacci. C'è un piccolo trafiletto in taglio basso sulla legge elettorale, i piccoli e il rebus della raccolta firme. Diverse le sigle alle prese con la norma per presentare le liste. Le sirene renziane, venite con noi. FNV propone l'obbligo di raccogliere le firme per presentare le liste non solo alle forze politiche che non hanno costituito un gruppo parlamentare a fine 2025, ma a quelle che ne sono prive a inizio legislatura, come Azione, NM e IV. Insomma, firme e preferenze sono i nodi che arroventano la discussione intorno alla legge elettorale. In vista del ritorno in aula, la conferenza dei capigruppo definirà i tempi mercoledì e Futuro Nazionale si muove su tutti e 2 i fronti, infilandosi nelle tensioni interne al centrodestra. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Sempre meditativa la canzone delle ore 8, lo sapete ascoltatori nuovi o anziani, ogni mezz'ora Sammy Varin manda in onda un artista indipendente sempre sconosciuto a livello nazionale, quelli famosi non hanno bisogno della nostra radio. Lui si chiama Andrea Calabrò. Calapiano in arte, dovete cercarlo così ad esempio su Instagram. Le sue composizioni girano nel web, non ha fatto ancora nulla di fisico, perché i CD fisici si usano sempre di meno, il vinile poi è da collezione, ma trovate tanta musica. Questa è Love Dream, semplicemente anche su YouTube, scrivendo Andrea Calabrò, Calapiano per gli amici, ed è chiaro che questi sono artisti sconosciuti che per me sono pane quotidiano, perché voglio fare un qualcosa che le altre radio non possono o non vogliono fare, sia dal punto di vista musicale sia da quello dell'informazione. E infatti questa rassegna stampa racconta cose, diciamo così, particolari, ecco, quelle che sono le notizie del giorno, importantissime, eccetera, noi le sfioriamo soltanto, andiamo a cercare altre notizie che penso che possano interessare parecchio voi che mangiate gnam gnam, molto pane e politica, ma anche e soprattutto voi che alle 8.05 dovete pensare cosa mettere sotto i denti a mezzogiorno, dove andare a comprare per spendere un po' meno e queste cosine qua. Giro di WhatsApp al 340 6709 659, eccola un'altra marcia importante della nostra radio, il collegamento con voi ascoltatori, mandando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Anche voi che mi seguite in replica la sera o durante il giorno, ci state guardando su Facebook, su YouTube, sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, anche voi potete scrivere un messaggio al 340 6709 659 commentando l'attualità, perché il primo che arriva poi in diretta legge tutti i messaggi, capisci? Mauro Villa mi scrive: bello, l'unica cosa che stona per me è l'Italia, e si riferisce al nuovo inno dei giovani della Lega che a quanto pare nominano l'Italia. Lo so, e non si può fare contenti tutti quanti, dici? Poi magari si può fare un remix in futuro, ve lo farò risentire. È stato per prima il quotidiano La Stampa diffonderlo ieri su Instagram, noi naturalmente siamo stati i primi a trasmetterlo, e se mi girano le balle io me lo trasmetto ancora tra poco, perché possiamo fare quello che vogliamo. Penso sia ora di bandire l'Islam dall'Italia, ci scrive Emilio, forse controllando, hai visto qualche altra terribile notizia? Ve ne parlo. Buongiorno. Perché invece della Lega c'è da fidarsi? Fuori dall'Europa, fuori dall'euro, prima gli italiani, mai con i banchieri, Draghi, basta Mattarella, fidiamoci. E Marco, ci stiamo lavorando, semplicemente quando si è al governo e quando non si ha la maggioranza bisogna fare i conti anche con altri, e stiamo cercando di capire chi saranno gli altri, perché ci sono quelle voci strane che devo essermelo sognato questa notte, che andavamo in un governo dove non c'era più Forza Italia, e al posto di Forza Italia chi c'era?
Non lo dico, vabbè, l'ho detto, non l'ho detto. Austin da Brescia, chi tradisce una volta tradirà sempre. Io votavo Lega, io ho votato Vannacci, continuerò a votare lealmente e convintamente Lega. E posso solo che applaudirti, ok? Nonostante i sogni di Sammy Varin. Ciao Sammy, lascia in pace le divinità, gatti. Gatti, Francesco, no, dobbiamo lasciare in pace i gatti. E come ti dicevo, Vannacci e Giorgia si titillano, pertanto non offendere più di tanto il generale che te lo troverai tra le palle. Assolutamente sì, Enzo, tu lo sai, io il generale lo considero un traditore, ma lo amo. È come la fidanzata, quando ti molla o ti tradisce e tu l'ami ancora, però cazzo mi ha fatto le corna. E alla fine non è detto che ci ritorni insieme con questa fidanzata. Trasmettere anche l'intervista del generale non sarebbe rancoroso. Guarda lontano, anzi lontanissimo. Enzo, guarda lontano, anzi lontanissimo. Cominciamo a trasmettere quella di Salvini, ok? Che poi Cruciani sia una puttana, che se Cruciani li abbia intervistati entrambi è un fatto suo, capisci? È importante sicuramente, ma è importante per lui che lo hanno pagato il doppio, sappiatelo, Speriamo abbia fatto lo sconto comitive almeno. Buongiorno Sammy, non pensare a chi è scappato da Vannacci. Ci vedremo a Pontida come ogni anno, senza paura andiamo avanti. Ti mando un grande abbraccio. Alessandro Russo, piacerissimo. Ieri dopo vi faccio vedere chiaramente il filmato di questo evento di Milano Marittima, l'intervista a Salvini, ma quanti giovani che c'erano, cioè cercate su Instagram o su Facebook la Lega, quanti giovani da tutta Italia, alcuni in gambissima, li abbiamo anche sentiti su queste frequenze, perché sai io do molto spazio alle nuove leve della Lega. Ragazzi miei, emozioni pazzesche, sono stato contentissimo veramente di questo evento, anche se poco pubblicizzato. Perché poco pubblicizzato? Perché in effetti era dedicato ai giovani e quindi non è che non potevamo arrivare noi vecchiettini di 60 anni, capisci? Neanche quelli di 50, neanche quelli di 40, e bisognava essere giovani davvero, per cui era un qualche cosa che riguardava loro e loro hanno risposto alla grande. Sammy, prendiamo la strada della conciliazione, o come quando prendi la multa, concilia, la strada della conciliazione tra il nostro Matteo e Roberto conviene a tutti, altrimenti gli altri si fregano le mani. Un accordo sono due personaggi che parlano la stessa lingua anche per il bancomat Ucraina. È vero, anche con questo bancomat. Sì, però i sondaggi dicono questa roba strana, cioè che se dovesse entrare in coalizione il partito di Vannacci, praticamente si prenderebbe di meno, perché molti elettori sarebbero spaventati dal traditore Vannacci, non si fiderebbero più. Capisci? Vada a gusti, mentre stando esterno guadagnerebbe di più Vannacci, ma anche il centrodestra guadagnerebbe di più. Tu dici è un casino. E io rispondo, certo che è un casino. Rituffiamoci sui quotidiani, assolutamente sì, ragazzi miei, perché oggi c'è roba buona su ogni giornale, ve l'assicuro. Persino sul Corriere, chi l'avrebbe mai detto? No, il Corriere torna su un delitto impossibile da dimenticare, ci sono 2 paginoni dedicati al piccolo Samuele, ucciso e quella villetta a Cogne, quando Anna Maria disse «Sento il bisogno di tornarci». Si ritorna sul luogo del delitto e chiaramente si ritorna a quei tempi, da Vespa al Costanzo Show, in TV il caso Franzoni fece il record di share e diventò un fenomeno collettivo. Il bimbo colpito nel letto, la madre che negò sempre tutto, le inutili battaglie legali per trovare un colpevole diverso. 2 paginoni che ripercorrono la storia pazzesca, incredibile di Anna Maria Franzoni e del suo piccolo a cui, ricorderete, era scoppiato il cervello.
Cambiamo di nuovo quotidiano. Vabbè, adesso devo andare su Libero. Anche se il giornale, anche questo è potentissimo. Guarda cosa scrive: riscossa Lega. Mamma mia, questo ce lo fa diventare duro politicamente a tutti quanti. No, prima Libero. Oddio, c'è anche Saldavinci sul giornale. No, via. Andiamo subito sul Repubblica, santa miseria. No, perché poi ognuno scrive la sua. Te l'ho detto, c'è stato questo evento a Milano Marittima della Lega che a quanto pare ha risvegliato, ha ringalluzzito i giornalisti di destra e di sinistra verso la Lega, ma soprattutto la Lega, ragazzi, soprattutto la Lega. Cioè abbiamo innestato una bella e potente marcia. Andiamo su Libero. Vediamo con chi se la prende, sicuramente con Conte, ma il titolo principale è sui cretini da tastiera. Avete sentito quella tragedia che ha coinvolto la ministra Roccella, il suo marito è scomparso nel lago. Bene, in rete tanti esultano e offendono. I cretini da tastiera, titola oggi il quotidiano Libero, Roccella travolta dall'odio social. In centropagina però, eccolo qua, Salvini pensa al voto, avanti senza Vannacci. Riquadrone oneone sul vice premier, niente patti, ma il generale dice pronto all'alleanza, Giorgia può chiamarmi. E in effetti, se guardate i social di Vannacci, so che li guardate, e loro sono già tutti contenti. Sì, il capogruppo di Fratelli d'Italia ha detto sì, va bene, e poi scopriamo stamattina sui giornali che non è vero niente. Campo largo e Covid, signore e signori, siamo sempre sul quotidiano Libero. Il caso Conte imbarazza pure gli alleati Dem. Giuseppe Conte prova a coprire le inquietanti ombre sull'operato del suo governo in tempo di pandemia che stanno emergendo dai lavori della Commissione parlamentare sul Covid, sostenendo che è tutto dovuto alla lunga campagna elettorale già iniziata che ci porterà alle politiche l'anno prossimo. Articolone di Pietro Senaldi, ma su quello che avrebbe combinato Conte iniziano a parlarne anche i telegiornali. Siamo sempre su Libero, potentissimo oggi Libero, come spesso accade, ragazzi, mi obbliga poi a leggerlo quasi tutto per voi, ma penso di farvi contenti se vi conosco bene. In centropagina su Libero c'è anche il continente della xenofobia. Wow! Oggi scopriamo che i veri razzisti sono gli africani. Il nord arabo detesta tutti, a sud non vogliono migranti e tra Hutu e Tutsi ricorderete che quante non se ne sono date di accettate, mamma mia. Siamo sul quotidiano Libero e allora dai, vado dentro per un attimino e sarò veloce. Per il marito della Roccella, ricerche con sub, droni, si scatena il fango social, Meloni commenti schifosi e naturalmente si analizza quello che è il pericolo in questi giorni, in queste ore, per tutti voi che cercate il refrigerio, anche per Sammy Varin che ieri è tornato sul Ticin, che cavolo, ce l'ho lì a 10 minuti da casa, si sta benissimo, ragazzi, assolutamente. Acqua bella fresca, se prendi il tratto giusto non c'è assolutamente corrente, anche perché purtroppo l'acqua diminuisce al posto che aumentare. È chiaro, i fiumi e i laghi sono freddi e quindi, lo scrive anche a pagina 2 Libero, l'ipotesi dello shock termico, tutti i rischi dei bagni, valutare la temperatura, le correnti, i fondali. Il malore del marito forse causato dalla differenza di temperatura tra il corpo e l'acqua, le zone lacustri e di fiume sono più insidiose, quindi sempre attenzione. Giro la pagina e infatti, come vi dicevo, i cretini da tastiera, femminista di destra pro vita, ecco perché la odiano tanto. Stiamo parlando della Roccella.
La pagina su Conte, il caso Conte 5, siamo sempre sul Libero, se vi interessa il caso Conte, mascherine, eccetera, eccetera, è Libero è vostro, sia Libero che La Verità. Conte continua a non rispondere, il PD imbarazzato resta in silenzio, l'ex premier mantiene la sua strategia, attacchi ai giornali a Palazzo Chigi, ma nessuna spiegazione, mentre i Dem si limitano a un sostegno di facciata, sanno anche loro che non conviene difenderlo. E il Libero vi mostra le 10 domande per Conte. Vi leggo solo la prima. Perché da premier che ha governato durante l'emergenza Covid tolse i poteri di controllo contabile alla Corte dei Conti? Tan, ta, ta, ta. E in taglio basso i tanti rivoli di spreco ai tempi del Covid, gli aeratori di D'Alema, Immuni, le primule, comiche Covid pagate con soldi pubblici, l'acquisto di ventilatori polmonari inservibili, l'app servita a poco o nulla, Immuni, la ricordate, i padiglioni firmati dall'Archistar, spese pazze frutto di quell'irrefrenabile frenesia pandemica. Già. Pagina 5, signori, eccolo, il paginone. Salvini chiude a Vannacci e spinge sulla sicurezza. Il leghista, impossibile un'alleanza con chi ha votato contro il piano casa, perché la verità è che Vannacci e il suo futuro nazionale stanno votando contro le decisioni del governo. Decisioni che sono state avallate praticamente da tutti i parlamentari, quegli sparuti parlamentari fuoriusciti dalla Lega o da Forza Italia, da non so dove, hanno votato queste cose, adesso sono obbligati a non votarle più. Impossibile un'alleanza con chi ha votato contro piano casa. Il generale pronto a entrare in coalizione, la Meloni può chiamarmi. Quindi il generale dà il permesso alla Meloni di chiamarlo. Fabio Rubini oggi a pagina 5 di Libero. Matteo Salvini ha scelto la platea dei suoi giovani, riuniti a Milano Marittima per mettere il punto su una serie di questioni politiche che stanno animando questo primo scorcio d'estate. Su tutto il futuro della Lega, quello del centrodestra e il tema della sicurezza. Sferzato da Giuseppe Cruciani, Salvini ha messo in fila tutto, a partire dalla sua leadership, che alcuni descrivono traballante. Al prossimo congresso mancano 3 anni. Sarò io a guidare la Lega in campagna elettorale, ma non da solo. La forza della Lega è sempre stata la squadra. Servono i capitani, ma anche le truppe. E qui Salvini manda un messaggio chiaro ai suoi. Senza truppe motivate, determinate, orgogliose, non si va da nessuna parte. Quindi da Zaia a Fedriga, ai sindaci, ai governatori, me li aspetto tutti, non dietro, ma di fianco a me, per far vincere il centrodestra e riportare la Lega in doppia cifra. Già, ma quale centrodestra? Con o senza Vannacci? Anche qui pochi dubbi. C'è più una delusione umana che politica, ma da quando se n'è andato Vannacci non l'ho più sentito al telefono. Mi freghi una volta sola. Di conseguenza, ad oggi un'alleanza con lui anche no, grazie. Ha votato contro piano casa e se ci ritiene dei falliti adesso non penso cambierà idea tra un anno. E Cruciani, che lo incalza, ma così si rischia di perdere, replica secco Matteo Salvini. Io voglio vincere per fare quello in cui credo, come l'autonomia. Ricordate la parolina che il generale non ha mai imparato? Altrimenti non mi interessa. Poi definisce il ruolo della Lega, che deve essere sovranista in Europa e autonomista, federalista in Italia, perché non possiamo più cedere pezzi di sovranità a Bruxelles. Poi il discorso si sposta sulla sicurezza, argomento sul quale Salvini punta a fare la differenza non solo con Vannacci, c'è chi parla e c'è chi ha rischiato la galera, gli italiani sapranno distinguere, quanto con gli elettori. Si sentono insicuri e noi dobbiamo fare di più per cambiare questa sensazione. In questi anni abbiamo fatto tante cose, ma non basta. Occorrerà fare qualcosa ai limiti, qualcosa che farà storcere il naso in centro a Roma o a Bruxelles? Sì, e lo faremo perché la Lega non è nata per fare cose che fanno comodo a tutti.
Salvini pensa al modello danese portato avanti sin dai governi di destra che di sinistra, un modello che consiste in una stretta sull'immigrazione, sulla concessione di permessi di soggiorno e cittadinanza e sui congiungimenti, poi test di integrazione, lingua, revoca del permesso di soggiorno in caso di mancata integrazione. Ma non solo, in Danimarca hanno anche dato battaglia ai ghetti, nei quali la concentrazione di immigrati non consentiva un reale processo di integrazione. Queste politiche hanno dato risultati eccellenti: 4 nuove domande d'asilo ogni 10.000 abitanti contro le 20 della media UE. La più significativa è il tasso di occupazione dei rifugiati e dei loro familiari ricongiungibili, passato dal 26 del 2016 al 41% del 2025. Ma come si fa a replicare anche qui in Italia? Molti provvedimenti sono contenuti nel piano sicurezza che la Lega ha già presentato in Parlamento, poi ci sono altre azioni come la militarizzazione delle stazioni ferroviarie. L'altra grande battaglia è quella che riguarda l'Islam, non come religione, spiega Salvini, ma come modello di non integrazione. Se tu vieni qui non per stare con noi, ma per conquistarci, allora non va bene. Se l'Islam non si siederà al tavolo col governo per firmare il concordato, lo Stato italiano non dovrà concedere loro un solo metro quadro per fare moschee o far predicare muezzin. Infine la politica estera. Trump fa gli interessi di chi l'ha votato, che non siamo noi, ma se attacca Meloni attacca anche me. Putin, errore spingerlo verso Pechino, per noi sarebbe la fine. E le parole di Rutte, se contava fino a 10 era meglio, ho l'impressione che abbia voluto destabilizzare il nostro governo. In serata Cruciani va a Vicenza da Vannacci che replica: Salvini non mi vuole? Amen, io sono pronto all'alleanza, Meloni mi chiamerà. Così, pagina 5 di Libero, la kermesse dei giovani a Milano Marittima, giovani della Lega, che hanno inventato una nuova canzone per la Lega Giovani, che tra poco vi farò sentire, ma nel corso di questa e delle prossime giornate sentiremo anche l'intervento di Matteo Salvini a Milano Marittima. Adesso però vi faccio sentire una brutta cosa che non fa certamente piacere: il Gay Pride. Sì, magari qualcuno di voi c'è anche andato, l'orgoglio gay, eccetera, eccetera, però insieme all'orgoglio gay ci sono tanti deficienti, a parte quelli con il culo fuori davanti ai bambini, eccetera. Ormai penso che ci siamo abituati tutti quanti a queste schifezze, non li si può neanche denunciare perché sono al Gay Pride. E sono arrivati questa volta, che novità, gli insulti a Matteo, molto molto particolari. Salvini, no, non lo dico neanche, se vuole lo dice lui, scusami, questo Lorenzo Pezzotti si è messo a urlare dal palco del Pride di Milano. Lui è un noto attivista per i diritti LGBTQ. Un'accusa reiterata anche in serata con una serie di video. Matteo Salvini prima ci ha riso sopra e poi ha annunciato querela. Ci vediamo in tribunale, darò i soldi in beneficenza, e poi un bacione. Vogliamo sentire che cosa ha detto tale Lorenzo Pezzotti dal palco del Pride di Milano? Io preferirei di no, ma è il caso di farlo sentire sul cursore, e c'è anche il video se volete gustarvelo, fantastico. L'ho conosciuto a Ponte di Legno che faceva Cortina del Grano e aspetto che mi smentisca. Sono qui al castello di Ponte di Legno. Io presentavo la festa della birra con Bossi e tu facevi Cortina del mia amica e i bagni chimici. Pompini nei bagni chimici, ho capito bene, Chiaramente Salvini, dopo aver riso un po', gli ha scritto: amico mio, ci vediamo in tribunale. E tale signore ieri sera ha risposto così, sempre sui social. Sono qui, come ho già detto in alcune storie, per chiedere scusa di quello che è successo ieri, di quello che ho detto, perché il caldo, la stanchezza, il non aver dormito e lo spritz che a 40 gradi probabilmente non andrebbe bevuto, mi ha fatto perdere il senso totale della ragione. Non so perché ho detto quello che ho detto, chiedo scusa a Salvini perché ho raccontato delle cose che non corrispondono alla mia vita. Sono cose senza senso
Non mi spiego perché la mia testa ha fatto questo. Oltretutto in un contesto dove queste cose avevano ancora meno senso. Quindi chiedo veramente scusa. So che non si può tornare indietro, ma chiedo scusa. Chiede scusa dei pompini, certo, eravamo al Gay Pride, signori. Se non è quello il contesto per offendere chi non la pensa come voi, e chi è che non la pensa come voi? Nessuno, cioè cosa c'è di male a essere gay? Vai avanti a fare la tua vita, ma quando per dire orgoglio gay bisogna prendere in giro chi ha altri gusti sessuali, bah. E vabbè, anche questo sui quotidiani, anche questo abbiamo voluto farvi ascoltare per dire l'atmosfera che regna. Con un abbraccio a tutti coloro che sono andati al Pride qui a Milano, un caldo boia, a tutti quelli che ci volevano andare ma hanno detto mica scemo, ma quelli sono conciatissimi, e poi vedi la gente che frequenta, dici meglio stare a casa. Giriamo la pagina perché siamo sul Libero, signore, abbiamo ancora qualche minuto prima della pausa e ci sono i prezzi pazzi con l'estate, i furbetti degli aumenti, e noi paghiamo. Pagina 6, a Bologna 4,5 € per una bottiglietta d'acqua, a Roma 12 € per un gelato, i mirtilli su del 17%. Io non so se voi comprate ogni tanto i mirtilli, mia figlia Tabata ne va ghiotta, il problema è che stanno lì un giorno, massimo 2, poi marciscono, e sono aumentati del 17%, le albicocche su del 14%, e la Codacons che dice sì, rincari sensibili. Arrivano i furbetti del caldo, che non siamo qui a boccheggiare da una settimana. Tra parentesi, oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno di picco per questa ondata di afa africana, con temperatura ancora oltre i 40 gradi in almeno 18 città da bollino rosso. Dopodiché cominceranno i temporali, le perturbazioni nord atlantiche, col conseguente riaccendersi delle discussioni climatiche, ma all'incontrario, che i tempi sono quelli che sono e i polemisti del meteo avverso non ne perdono una per colpire un po' a casaccio politica, giornali e sensi di colpa. Però che parentesi lunga. E invece loro, i profittatori dell'emergenza, i maneggioni dell'anticiclone, gli speculatori che sperano in El Niño, fanno affari d'oro. Non proprio giustificati, scrive Libero, anzi pure un po' smaliziati, ci provano, hanno l'occhio lungo, giocano sul fatto che noi altri sprovveduti non ce la facciamo proprio più, giriamo in città con l'ombrellino aperto come abbiamo visto fare nei film, ci trasciniamo dentro i super solo per via dell'aria condizionata, che ancora non ci fanno pagare i supermercati, indugiamo più del solito nel reparto congelati, e per un cono stracciatella e tiramisù, anche senza panna, meglio, via, si squaglia subito e quella manco è fredda, siamo disposti a spendere senza guardare al portafoglio. Qua mi fermo, ragazzi, è un articolone che merita la vostra attenzione, perché una bottiglietta a 4,5 € veramente non ci può stare. Attenzione, col caldo danno i numeri pure sul numero delle vittime. Peggio del negazionismo c'è solo il sensazionalismo. Un articolo da Libero: il torrido fine giugno avrebbe causato 12.000 morti per l'Economist, 1.300 per l'OMS, e li chiamano scienziati. Se avete qualche dubbio, Libero oggi è tutto vostro. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno care amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com, prenotate per il vostro fabbisogno primavera e estate il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Chi ci conosce già, chi lo usa ormai da anni, sa che è un prodotto molto importante, specialmente a crudo. Un olio che nasce dall'estrazione a freddo di olive italiane certificate all'origine. Imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda per portare sulla vostra tavola un qualcosa di unico, meraviglioso, straordinario che il mondo ci invidia. Prenotatelo adesso, potete prenotarlo dicendo io ascolto Radio Libertà e questa, fidatevi, una grandissima opportunità per il mese di maggio o per il mese di giugno, perché a luglio noi non garantiamo assolutamente di avere disponibilità. Il prezzo è rimasto quello, il prezzo è rimasto 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di un olio meraviglioso. Se amate fare la scarpetta, se volete mangiare bene, state ascoltando un messaggio giusto al momento giusto. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me e tornan vive tante cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato nel mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi, e quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo quello che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai.
io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Infiniti applausi per Marco Traini. E chi è? E chi è? E chi è? È un illustre sconosciuto, ma è bravissimo. Ha rifatto questa La voce del silenzio dall'album intitolato Le più belle canzoni italiane. Ecco la cover del celebre capolavoro scritto da Paolo Limiti e Mogol, con la musica composta da Elio Isola, interpretato da Dionne Warwick, e successivamente, stesso anno, pochi mesi dopo, nel 1956, da Mina. La voce del silenzio, una delle tante storie italiane, perché poi alla fine rappresenta la nostra giovinezza e anche oltre, che trovate facilmente su YouTube se cercate Marco Traini. Con il buongiorno rinnovato, la voce di Sammy Varin, Radio Libertà, con Francesco in regia e tanti di voi che state scrivendo al 340-6709-659 per commentare le notizie del giorno. Il sito del Corriere apre con l'allarme caldo. Temperature in calo da mercoledì, ma c'è il pericolo di altre ondate. L'OMS che spara 1300 morti per il caldo in Europa. Subito sotto poi per i complottisti. Anche 40 anni fa faceva caldo, ma è vero, così la fisica smonta i luoghi comuni sul meteo. Scendiamo ancora e in ossequio alle teorie invece del Partito Democratico, come rendere fresca una casa senza condizionatore. Cosa funziona davvero, ragazzi? Imperdibile l'articolo sul sito elettronico del Corriere della Sera. Sarà meglio rituffarci sui quotidiani. Libero. Anche qui Libero oggi, ve l'ho detto, è forse il quotidiano imperdibile del giorno, perché a pagina 8 parla dei successi di Lepore. Chi è Lepore? È il sindaco di Bologna. La democratica Bologna è la capitale degli Spinelli. Record per il consumo di cannabis, ai primi posti per ecstasy e anfetamine, ma il sindaco pensa a distribuire pipe di crack e agli sportelli per islamici, signori. Articolone di Alessandro Gonzato, imperdibile. Le battaglie del municipio: dobbiamo migliorare la comunicazione istituzionale in lingua araba. Le battaglie del municipio: i dipendenti transgender potranno usare nel badge il nome d'elezione. Non vado avanti, non posso andare avanti, però capite l'importanza di leggere queste cose e importanza anche di autobeatificare a pagina 9, signori, l'autobeatificazione della Murgia da parte della sinistra. La sinistra sale sugli altari mentre la Chiesa si inchina. La religione progressista sacralizza ogni suo idolo. L'ultimo caso è quello della Murgia, paragonata a un nuovo Cristo, e il Vaticano sembra la CGIL. C'è da ridere sicuramente, ma anche un po' da piangere nell'articolo di Antonio Socci oggi a pagina 9 di Libero. Vietato criticare i loro feticci. Alcuni episodi di cronaca sono emblematici, come le diatribe tra i finalisti del premio Strega. Cambio di priorità. I cardinali hanno celebrato un concistoro che sembrava un congresso della CGIL. Anche qui, se siete interessati, c'è da ridere, ma qui c'è da piangere invece a pagina 10. Guardate qua: remigrazione, sovranismo, respingimenti, pogrom. L'Africa è un continente di razzisti e xenofobi. Ne abbiamo parlato chissà quanti anni fa, ai tempi di Radio Padania Libera, quando ci chiamavano gli immigrati e se la prendevano con noi, ma poi scoprivamo che se la prendevano anche tra di loro. Abbiamo scoperto che il nord arabo
disprezza tutti gli altri, che loro sono mulatti, gli altri sono neri. Mentre anche nel mondo a sud del Sahara i neri locali non vogliono accogliere i lavoratori immigrati per tacere delle sanguinose guerre etniche a partire da Hutu e Tutsi. Tra tradizioni e modernità, carinissimo l'articolo a pagina 10 di Libero di Maurizio Stefanini. In Europa la remigrazione, cioè rispedire i migranti nel loro paese d'origine, è uno slogan sempre più agitato dall'estrema destra come proposta di governo. In Sudafrica è invece una realtà innescata da una protesta popolare targata estremista sinistra. E qua mi fermo, ragazzi, ma capirete l'importanza di leggere questo articolo. Scovate il quotidiano Libero dal vostro edicolante, portatelo via e magari poi andatelo a leggere in un bar e lì lo lasciate per qualche frequentatore. Attenzione, non prendete il sole a seno nudo con le tette fuori, gliel'ho detto a Francesco tante volte. Oh signor, topless sul fiume, multata, pagina 15 sul Libero, devi leggere queste cose, Francesco, devi fare attenzione. Topless sul fiume, multata perché si vedeva dal ponte da lontano. Ma lasciamole queste poppe così nude. No, perché poi attirano l'attenzione e distraggono. Se passava stava allattando. Ma se passa uno in macchina, si distrae, cade dal ponte. Si vedeva dal ponte la tetta, è un oltraggio alla decenza. La donna prendeva il sole da sola, ma era osservabile da un punto panoramico. E quindi anche girare nudi in casa propria è sanzionabile se lo si può vedere da fuori. Se lo si può vedere che cosa? Il fatto che giri nudo. Quindi state attenti anche voi che amate il nudismo a casa vostra, perché anche se siete su un balcone all'8° piano, ma una casa vicina a qualche piano più di voi e c'è qualcuno che vi vede e vi può denunciare. Ho visto un pistolino. Pistolino, poi anche lì dipende un attimo. Vabbè, sappiate, dal Friuli una vicenda che fa discutere, se ne parla oggi a pagina 15 di Libero e non si può neanche stare. Sì, sto bofonchiando alle 8:44 bofonchio e per fortuna poi torniamo seri perché alle 9, lo sapete, il cui Parlamento come ogni lunedì arriva il capogruppo della Lega Riccardo Molinari per parlare di cose belle politicamente, ne sono certo, ci saranno delle buone novità da raccontare agli italiani. Intanto però ritorniamo sui quotidiani. Farei un giro, se me lo concedete, sì, il computer me lo concede di sicuro, sul quotidiano La Stampa. Chiaramente potete immaginare che cosa mai ci proporrà La Stampa, ma è comunque roba interessante. Ve l'ho detto, oggi su qualunque giornale si parla di Lega, perché c'è stato questo evento dei giovani a Milano Marittima che ha fatto molto chiacchierare la Lega, Salvini, la buona politica e anche il generale Vannacci si sono un po' scornati a distanza e questo ai giornalisti piace tantissimo. C'è poi la nuova canzone dei giovani della Lega, ragazzi, tra poco ve la faccio sentire, preparatevi, è un pezzo anche molto campagnolo, lasciatemi dire, mi ricorda un po' la canzone La Padania di Sammy Varin, secondo me sì, dopo ve la faccio sentire. La Stampa, Golfo, Trump minaccia l'escalation, l'Iran bombarda, il tycoon, vi faccio sparire, poi uno spiraglio per vedersi domani a Doha, non regge la tregua in Libano. Colpite le basi USA in Bahrain e Kuwait, Teheran, Hormuz sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni. La mia Lucia uccisa 2 volte, archiviate le indagini sulla donna di 36 anni caduta dalla finestra nel 2020, la madre accusa, e la foto di Lucia Raso, commessa di 36 anni e morta nel 2020 in Germania, precipitando dalla finestra. Siamo sul quotidiano La Stampa e di spalla La Stampa pubblica i sondaggi, Salvini chiude la porta a Vannacci, i sondaggi con lui la destra perde,
Con lui chi? Matteo Salvini chiude la porta a un'alleanza con Roberto Vannacci. Se ci ritiene dei falliti adesso, non penso cambierà idee tra un anno. Simona Forti commenta il vero volto della remigrazione, parlando di un lago in Germania dove prima di fare il bagno bisogna superare un esame non di nuoto ma di lingua. Giro la pagina, pericolosamente all'interno, ma non sentirete alcun male, sul quotidiano La Stampa. Ed eccolo qua, corpo a corpo addirittura, ragazzi, corpo a corpo, Salvini Vannacci, il leghista non mi frega più. E perdonatemi, io e Salvini ogni tanto ci troviamo, ci vediamo qua in Bellerio, ci scende a salutare in radio, eccetera. Certo non ci siamo messi d'accordo su questa frase, ma è il succo di quello che vi dico tutti i giorni. Ci ha fregato una volta, se dovessi dargli la mano un'altra volta che viene lì, uè Marin, qua la mano, prima di dargliela lo guardo negli occhi e gli chiedo, ma c'è da fidarsi, generale? Il ministro chiude all'alleanza, Salvini chiude all'alleanza con il Futuro Nazionale. A oggi è no, a oggi. Se ci ritiene dei falliti, perché ci ritiene dei falliti? Perché dice che la Lega non è riuscita a portare avanti il proprio programma, capito? Cioè tutte quelle piccole, grandi vittorie che abbiamo comunicato, la gente non le conosce, proprio per quello che sto insistendo con i dirigenti della Lega a fare in modo che questa radio si faccia un po' meno timida a urlare quelli che sono stati i risultati che la Lega ha portato avanti in Italia in questo governo negli ultimi anni, e magari a urlare anche altre proposte della Lega che potrebbero non piacere a qualcuno al governo, ma noi le possiamo fare da questa radio, no? Il leader di Futuro Nazionale dice pronto per la coalizione se rispettano le nostre linee rosse. Meloni mi chiami. Francesca Del Vecchio oggi sul quotidiano La Stampa. Con in taglio basso Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, che dice Cottarelli candidato a Milano disorienta i nostri elettori. Il generale Vannacci cambia idea per 2 voti in più. I suoi valori opposti a quelli di Forza Italia. Licia Ronzulli, esponente di Forza Italia, vicepresidente del Senato. Vi leggo qualche riga per farvi capire, perché tra i boatos, le voci strane, a volte sbagliatissime, che circolano sui social, c'è questa cosettina che Forza Italia avete capito? E al suo posto sto parlando arabo, e che cazzo, cosa ho mangiato ieri sera? Kebab? La telenovela su Roberto Vannacci e sul suo ingresso nella coalizione di centrodestra potrà anche durare a lungo, ma gli ostacoli che spuntano lungo quella strada sono ogni giorno più numerosi. C'è il veto di Matteo Salvini, c'è il quotidiano cannoneggiamento dei vannacciani contro il governo, e anche per Forza Italia, dice la vicepresidente del Senato Ronzulli, si pone un problema serio. I valori di Vannacci sono opposti ai nostri e il generale, dice Ronzulli, si dice estraneo all'europeismo, alla cultura liberale, all'atlantismo, e il nostro opposto. A dire la verità non è chiaro quali siano davvero i suoi valori. Nello stesso tempo aggiungo io, che non c'entro niente con la Ronzulli, Vannacci su molte cose, non certo su tutto, ha gli stessi pensieri della Lega. E avere nel centrodestra qualcuno che la pensa nel tuo stesso identico modo, e non lo so alla fin fine quanto possa fare bene alla coalizione, e in questo caso alla Lega e a Vannacci. Che ne pensate voi? 340 6709 659, ragazzi miei. Intanto pagina 10 della Stampa, paginone su questo corpo a corpo Salvini-Vannacci, che poi sentirete anche nell'intervista che ha fatto Cruciani al nostro capitano nel corso del pomeriggio e dei prossimi giorni. Pagina 11, il voto antisistema, e qua si ritorna all'analisi dei sondaggisti, cioè questo Futuro Nazionale può raggiungere la doppia cifra, ma in coalizione, se si allea al centrodestra, Futuro Nazionale rischia di ridursi al 4%, signori.
Ed è interessante questa analisi che ha già fatto tempo fa qualcun altro, perché il partito è quotato oggi tra il 6,6 e il 5,3, ma cresce di più fuori dal centrodestra. Avere Vannacci in coalizione potrebbe far perdere consensi alla maggioranza, oltre che a lui stesso. Quindi una mano esterna al governo, che però un po' c'è e un po' non c'è. Probabilmente, non lo so, Mago Varin si sta concentrando, concentratevi anche voi su quello che potrebbe essere il futuro aggregamento, soprattutto perché, lo ripetiamo, l'anno prossimo si vota e il prossimo Parlamento sarà quello che eleggerà il Presidente della Repubblica. Che Presidente della Repubblica vorreste mai voi? Zitti tutti, allora, sai che faccio? Mando in onda la nuova canzone che è fuoriuscita da questo appuntamento a Milano Marittima, la nuova canzone dei Giovani della Lega, che, guarda caso, potrebbe essere mai il titolo della nuova canzone dei Giovani della Lega? Ma dai, che fantasia! Si chiama L'Italia che ci lega. Sul cursore, e questo è da ballare, baila, 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 baila! Sentite questo battito! È il ritmo di chi ci crede! C'è un'aria nuova che soffia forte, porta il coraggio, apre le porte dalle montagne fino alla spiaggia. C'è una speranza che non si scoraggia, basta aspettare, è l'ora di agire, meno paura, c'è tanto da costruire. Il vento cambia e porta novità, siamo la gente che il futuro farà, siamo l'unione che il tempo lega, un'Italia che non si piega, alza la voce, non ti fermare, dalle montagne fino al mare. È la voglia che ci lega, è la forza che ci unisce, una storia di valore che per noi non finisce. Siamo pronti, siamo tanti, siamo un solo grande coro, l'Italia che ci lega, l'Italia che ci unisce. Oh, oh, oh. L'Italia che ci lega, l'Italia che ci unisce, l'Italia che ci lega, l'Italia che ci unisce, l'Italia che ci lega, l'Italia che ci unisce. Oh, oh, oh. Sguardo aperto verso l'orizzonte, siamo il futuro che alza la fronte, difendiamo i confini, la nostra identità, più sicurezza in ogni città. Nessun accesso senza il permesso, il nostro suolo non è un compromesso, dalle piazze in festa al cielo blu, insieme al capitano sempre più su, siamo l'unione che il tempo lega, un'Italia che non si piega, alza la voce, non ti fermare, dalle montagne fino al mare. L'Italia che ci lega, l'Italia che ci unisce, l'Italia che ci lega, l'Italia che ci unisce, l'Italia che ci lega, l'Italia che ci unisce, l'Italia che ci lega, l'Italia che ci unisce.
Vai, vai, si balla con l'Italia che ci lega. La nuova canzone degli Shampoo, si chiamano così, S-H-A-M-P-O-O-H, Shampoo, punto esclamativo, è un nomignolo, ma soprattutto una canzone divertente, allegra, spensierata, un inno, un vero e proprio inno della Lega Giovani, fuoriuscito da questo evento bello bello che c'è stato nel weekend a Milano Marittima e di cui stanno parlando oggi tutti i quotidiani e soprattutto devo ringraziare i tantissimi amici del nord, del centro, del sud che ci hanno partecipato con un gran caldo, una grande fatica, ma abbiamo dimostrato che la Lega è viva e come se è viva. Giro di nuovo la pagina, dove siamo? Siamo sul quotidiano La Stampa, perché voglio parlarvi anche della pagina 18. Si parla ancora una volta del latte, delle quote latte e di un latte stremato, non scremato, stremato. Sappiate che sempre più allevatori rischiano il fallimento per il crollo dei prezzi del latte, mentre i costi tra energie e carburanti sono aumentati del 60%. Dice l'allevatore Daniele Brusasco: ad aprile ho prodotto 1500 quintali, più dell'anno prima, eppure ho guadagnato 26.000 euro in meno. Un altro allevatore, Raffaele Tortalla: molti colleghi si sono ritrovati incassi ridotti di 4 volte rispetto a qualche mese fa, avanti così e si dà il giro. Certo, il fallimento. Qualche giorno fa Daniele Brusasco ha fatto i conti: ad aprile dell'anno scorso ho prodotto 1300 quintali di latte, lo stesso mese di quest'anno 1500, eppure ho guadagnato 26.000 euro in meno. Brusasco ha un allevamento di circa 150 mucche a Frugarolo, nell'Alessandrino. Ha cominciato mio nonno nel 1913, ho 73 anni, da che mi ricordo la mia sveglia suona sempre alle 5 meno un quarto del mattino. Ne ho viste tante, ma così mai. Così significa lavorare per non affondare e comunque ritrovarsi in perdita, erodere risparmi accumulati negli anni. Un litro di latte al supermercato arriva a 2 euro, ma a Brusasco e a tanti allevatori come lui viene pagato nemmeno 40 centesimi. Così possiamo resistere qualche mese al massimo. Qua mi fermo, ma c'è un reportage di Andrea Rossi, un paginone quest'oggi, a pagina 18 del quotidiano La Stampa. Ancora cose interessanti, a pagina 24, viaggiare tassati, ritorna un altro argomento che non sempre piace a chi fa anche soltanto un weekendino. Sempre più amministrazioni introducono l'imposta di soggiorno e la tariffa cresce nei comuni in cui già si paga. L'esborso per i turisti arriva fino a 10 euro a notte. Nel mondo sempre più paesi applicano nuovi tributi. Se ne parla sul quotidiano La Stampa a pagina 24 nell'economia del lunedì. E infine corsa agli acquisti in borsa, ricavi e ordini record per i climatizzatori in Italia. C'era da pensarlo. Chi di voi non ha pensato di comprare un condizionatore in questi giorni? Nessuno, perché comunque non c'è nessuno che te lo monti in questi giorni, dite la verità. Però un pensierino ce lo facciamo sicuramente, almeno per settembre. Chi ancora non ce l'ha, quei pochi, 1, 2, 3, 4 che non ce l'hanno, ci fanno un pensierino. Il settore vale 2,9 miliardi, il caldo spinge anche i mini ventilatori. A Parigi i negozi sono presi d'assalto, nel Regno Unito vendite in rialzo del 300%, da Sony a Dyson i produttori cavalcano il trend delle ventole portatili. Va bene tutto, compro qualunque cosa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Venne il giorno che le dissi: tu Catania non mi basti, dei miei sogni che ne hai fatto me li hai chiusi in un cassetto e sognavo di partire, di trovarmi in un bel posto per poter riaprire quel cassetto ormai nascosto.
chiuso con delle catene, piene ormai di ragnatele. Mi dicevi da bambino, guarda sempre quelle stelle, basta sai vederne una che va giù tutto s'avvera. Quante stelle avrò contato, quante ne ho viste cadere, ma l'America è lontana, ma l'America. Era questo sai il mio sogno, di volare su New York. E adesso sto cantando e ancora sto sognando, ma sempre dalla mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. Dove vivo non c'è il mare, sulle case è sempre neve, solo nebbia e vento freddo, sopra il piano scende pioggia, ma le strade sono bianche, non c'è terra e non c'è sangue, penso ancora alle parole scritte in alto sul giornale. Chi non ha paura di morire muore una volta sola. E adesso sto cantando, ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. Adesso sto cantando e ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. E così presi quel treno, mi fottevo di paura, mi portai solo il cassetto, pieno ormai di ragnatele. Così arriva in quel posto fatto tutto di motori. Mi mancava la mia spiaggia, mi mancava la tua faccia, che ogni notte mi portava a guardare i pescatori. Adesso sto cantando, ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. Adesso sto cantando e ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. Beh, insomma, questa è storia, signori, è storia della musica, sì, rimaneggiata, è una versione etno-elettronica del celebre pezzo secondo a Sanremo nel 1993, Ma non ho più la mia città. Signori, erano i Rena Nera. Qui Parlamento. E torniamo a parlare di buona politica come ogni lunedì. L'ospite è il capogruppo della Lega alla Camera e il capo della Lega in Piemonte, Riccardo Molinari. Buongiorno.
Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Allora, partiamo, senti, dai quotidiani di quest'oggi. Oggi, l'ho detto ai miei ascoltatori, potete comprare qualunque giornale, in ogni giornale si parla di Lega e ad esempio sul giornale si parla di riscossa Lega, con l'intervento di Matteo Salvini nell'evento dei giovani a Milano Marittima. Riccardo, abbiamo fatto sentire anche la canzone della Lega Giovani, assolutamente ballabile, con le fisarmoniche, assomiglia un po' alla mia La Padania che cantai anni fa, carinissima. Chiaro è che Matteo Salvini lo sentiremo anche nel corso del pomeriggio, trasmetteremo tutto il suo intervento, ma da queste parole sono uscite cose importanti. Vinciamo e torno al Viminale, scrive oggi il quotidiano Il Giornale a pagina 4, e su Vannacci: mi freghi una volta, non due. Che significato diamo, Riccardo, a questo evento dei giovani che, ti dico la verità, non è stato neanche tanto pubblicizzato, forse anche perché era riservato ai giovani e quindi noi grandicelli, anche un po' vecchiettini, giustamente non eravamo invitati, anche se qualcuno giustamente ci è andato lo stesso. Però c'è stato un entusiasmo gigantesco. Ho visto giovani da tutta Italia che sono arrivati a Milano Marittima, persino dalla Sardegna. Ci sono delle nuove leve giovani in gambissima che stiamo davvero valorizzando. Molinari. Diciamo che l'aspetto positivo di questo incontro, che sia la festa tradizionale dei giovani, quest'anno è stata fatta a Milano Marittima, insomma c'è una tradizione, diciamo, di incontri dei nostri giovani a Milano Marittima, ha quantomeno dato modo a Salvini di parlare dopo, diciamo, settimane di cui della Lega si parlava solo per il retroscena, quindi è molto importante questo incontro, questa festa, per il momento in cui è arrivato, e come giustamente dicevi tu, se non c'è un giornale oggi che non parli di Lega è anche per questo, no? Cioè per il fatto che fino adesso abbiamo avuto settimane di retroscena, polemiche interne, supposizioni, schemini, diciamo, con le varie appartenenze a un gruppo all'altro, cose, diciamo, bizzarre di questo tipo, senza che ci fosse davvero un momento in cui la Lega e il segretario dicessero qualcosa di concreto. È la prima occasione, è stata questa festa, quindi è ovvio che questo dà grande risalto mediatico. Sul contenuto di quello che ha detto Salvini sono molto contento che abbia chiuso le porte a Vannacci. Sai bene come la penso io, questa è una posizione che ho sempre avuto. Penso che dopo quello che ha fatto non possa essere raccolto nel centrodestra e i suoi valori siano antitetici ai nostri, sia in questo momento il miglior alleato della sinistra, sia un prodotto quasi pompato in laboratorio per far vincere la sinistra e pompato soprattutto mediaticamente a quello scopo. E insomma il segretario poi Salvini ha ribadito le cose che sta dicendo in queste settimane, insomma, che non ha nessuna intenzione di mollare la segreteria, che c'è stato un congresso un anno fa e che punta a riportare la Lega al governo del paese per la prossima legislatura, puntando al Viminale. Come sai, all'ultimo direttivo federale, insomma, un po' tutto il partito gli ha chiesto di tornare al Viminale e insomma credo che si impegnerà in questa direzione. E come, con Zaia e Fedriga al suo fianco, anche queste punte importantissime per il territorio. Ma intanto cosa sta facendo la Lega? Anche di comunicazione stiamo parlando in queste settimane, l'altro giorno anche con Alessandro Morelli, l'importanza della comunicazione. Ognuno di noi sta facendo del proprio, è importante secondo me poi fare anche squadra utilizzando questa radio sicuramente, ma ad esempio in Piemonte, ragazzi, anche questa è una cosa che sui giornali sì, ma non troppo, in Piemonte c'è l'emendamento Molinari che è piaciuto molto per scongiurare il blocco dei diesel Euro 5. Scommetto che molti di voi ascoltatori piemontesi non lo conoscete. Riccardo, di cosa si tratta? Cosa è successo? Ti ringrazio per la domanda, anche perché in realtà l'emendamento riguarda anche la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, tutte le regioni del bacino padano, ed è un emendamento che avevo presentato l'anno scorso, era l'estate scorsa, sì, sono stato giugno-luglio dell'anno scorso, al decreto infrastrutture, quando si era fatta una norma ponte che rinviava
diciamo, il blocco del diesel che sarebbe scattato nell'ottobre dell'anno scorso in tutte le regioni del nord. E questo sulla base di cosa? Di un accordo delle regioni del bacino padano fatto con la Commissione europea, se non erro nel 2014 o nel 2015, insomma un po' di anni fa. Si era fatto questo accordo con la Commissione europea, visto che la qualità dell'aria nella pianura padana non rispetta, diciamo, gli standard europei, le regioni si erano dovute accordare con l'Europa per bloccare le auto Euro 5 diesel dall'anno scorso fondamentalmente. Con questo decreto infrastrutture si rinviava di un anno, e il mio emendamento cosa faceva? Cioè trovava una soluzione per scongiurare il blocco per sempre. Cioè si diceva che prima di tutto, se blocco fosse, blocco doveva essere solo nelle città sopra i 100.000 abitanti, mentre invece l'accordo prevedeva un blocco generalizzato. Quindi andavamo quantomeno a ridurre l'eventuale blocco solo nelle città più grosse. E dopodiché però l'emendamento diceva anche che se le regioni apportano un piano di qualità dell'aria che compensa con misure diverse rispetto al blocco degli Euro 5 la produzione di CO2, e quindi incentivi all'agricoltura per produrre in maniera più sostenibile, incentivi per cambiare le caldaie, quelle più vecchie, incentivi per usare il biodiesel, misure di questo tipo, e si poteva calcolare in qualche modo la riduzione della CO2, si poteva sventare il blocco delle auto. La Regione Piemonte è stata la prima a farlo, cioè la Regione Piemonte ha costruito questo nuovo piano della qualità dell'aria che è stato presentato venerdì, e questo nuovo piano della qualità dell'aria quindi con misure alternative. C'è un investimento di diverse decine di milioni di euro nelle direzioni che vi ho spiegato, insomma incentivi per il biodiesel, agricoltura più sostenibile, interventi edilizi sulle caldaie, sulla pavimentazione delle case e altro. Attraverso queste misure ha scongiurato per il Piemonte il blocco degli Euro 5, quindi anche a Torino e Novara, che sono le due città sopra i 100.000 abitanti, dal 1° ottobre non si dovrà rinunciare a girare con l'Euro 5. Ecco, questa è una cosa importante, perché è la dimostrazione, sempre parlando prima di Vannacci, di stare al governo della politica, che anche essere contro l'Europa ideologica, l'Europa ambientalista, il Green Deal, lo siamo a parole, lo siamo convintamente, ma sono anche anni che lavoriamo al governo, in Parlamento e nelle regioni per superarle le follie ideologiche del Green Deal. Questo è un esempio concreto che tocca le tasche delle persone, perché tanta gente avrebbe dovuto cambiare l'auto e non ha i soldi per farlo, e non sarebbe potuto più andare a lavorare nelle città. Questa cosa che abbiamo fatto è qualcosa che cambia la vita delle persone. Infatti ti ringrazio per la domanda, perché credo che vada fatto sapere, perché è una cosa molto importante. E come, ragazzi, cioè anche noi della Lega abbiamo cominciato 20 anni fa e passa a gridare basta Roma, basta tasse, basta Europa, ma quelli erano slogan. E poi ci abbiamo lavorato per anni e anni, perché per cambiare davvero la politica di certe istituzioni bisogna lavorarci dentro, non si può escluderle. Abbiamo provato ad andarci contro con la testa e non è successo assolutamente niente, anzi ci siamo fatti male noi. Meditate, Vannacciani, meditate. Intanto certamente cosa succede questa settimana, Molinari, in Parlamento? Si muove qualcosa? Questa è una settimana, diciamo, relativamente tranquilla. Quella molto agitata sarà la prossima, perché nella prossima arriva la legge elettorale, la legge elettorale che ha iniziato il suo iter la settimana scorsa e si inizierà coi voti la settimana che viene. E insomma, come sapete, essendo un tema molto delicato, vedremo, ci sarà da divertirsi. Ecco, questa settimana qua invece ha come, diciamo, momento principale le comunicazioni del Ministro del Lavoro sulla sicurezza sul lavoro, che ci saranno domani, e poi c'è un disegno di legge del governo che riguarda i nuovi criteri per l'assunzione dei ricercatori e dei docenti universitari. Quindi sì, diciamo che è un provvedimento importante, ma molto, molto settoriale. E oltre a questo poi ci sono una serie di mozioni, come sempre, che dovremo discutere, proposte delle opposizioni, patto di stabilità rispetto agli armamenti, quelle sui costi dell'energia, il diritto di veto nell'Unione Europea, insomma tutto l'innalzamento delle temperature, la crisi climatica, insomma c'è una serie di mozioni, diciamo, su temi di attualità proposte dalle opposizioni, ma le cose principali sono il DDL sui ricercatori, i professori universitari e le comunicazioni sulla sicurezza del lavoro.
E avete sentito, ci divertiremo, e questa è la frase sibillina di Riccardo Molinari, soprattutto sulla legge elettorale, e noi naturalmente vi seguiremo i lavori in ogni trasmissione alla Camera e al Senato. Grazie Riccardo, buon lavoro e alla prossima. Grazie Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori. E un'altra cosa, il prossimo weekend c'è la festa della Lega Capriata d'Orba, e quindi vi aspetto 3, 4 e 5, festa della Lega a Capriata d'Orba, festa storica in provincia di Alessandria, il 5, che è la domenica, ci sarà anche Matteo Salvini. Urca, e perdonami, ma parliamo di cose importanti. Festa della Lega Capriata d'Orba, ma c'è anche un sottotitolo molto mangereccio. Quale sarà il piatto? Beh, lì è la storica festa dove si fa il fritto misto di pesce. Noi ne abbiamo due, abbiamo quella di Fubine che abbiamo già fatto in provincia di Alessandria, che facciamo il fritto misto alla piemontese, e poi più avanti nell'estate, quindi adesso a luglio, c'è quella Capriata d'Orba, siamo più verso la Liguria dove si fa il fritto misto di pesce. E io qui mi zittisco, avremo modo di parlarne perché sai Riccardo che abbiamo una trasmissione che si chiama Segui la Lega, in cui si mangia perché si parla di cose mangerecce, delle tante feste in giro per l'Italia del nostro movimento. Alla prossima, ciao Riccardo. Un abbraccio, ciao. Qui Parlamento. No, perché andava tutto così bene, no? Parlare del fritto misto a quest'ora, ragazzi miei, non so l'effetto che vi fa. Il mio è l'effetto dell'apriamo le linee. Ecco, per pensare ad altro, apriamo le linee telefoniche, chiamate 0292947222, soprattutto quelli che si lamentano. Ah, Sammy Varin non apre più le linee. Non è che non le apro, è che davvero non ce la faccio col tempo a fare la rassegna stampa. Ad esempio, mi manca il quotidiano La Verità, lo scoop della Verità. Facciamo vedere la prima pagina. Inguaia Conte, le parole di Arcuri sugli incontri con il leader pentastellato. Il presidente 5 Stelle fa parte della commissione Covid, ma è amico e vede l'ex AD di Invitalia. In pratica, chi dovrebbe fare le domande frequenta la persona che si dice pronta a dare risposte ai parlamentari. C'è un conflitto di interessi e solo l'ex premier può risolverlo. Fratelli d'Italia incalza, il commissario alla pandemia e Giuseppi hanno concordato una versione? In prima pagina sulla Verità, il bengalese che ha ucciso una famiglia con la mannaia è un attivista in Italia di un partito filo-islamico. Lo sapevate? E in centropagina, sulla Verità, Vannacci vuole candidare la Meloni al Colle. Il generale svela ai suoi la strategia per un patto elettorale con il centrodestra e per far schiantare il campo largo. Ma Salvini per ora chiude un'alleanza alle politiche con Futuro Nazionale, e sulla Lega resto altri 3 anni. Subito all'interno, perché oggi sul quotidiano La Verità c'è Silvia Sardone, primarie di centrodestra per Milano. La leghista pronta a correre come candidato sindaco è tra quelle che ha avuto più voti l'altra settimana. Con un civico calato dall'alto, perdiamo. Meglio lasciar decidere i cittadini. Non dobbiamo convincere quelli di sinistra a votarci, bensì mobilitare chi si è astenuto. Silvia Sardone, intervistata da Federico Novella oggi sul quotidiano La Verità. Facciamo le primarie di centrodestra, lasciamo scegliere il sindaco ai cittadini, magari. Risvegliamo quella parte di elettorato che non vota più da tempo, solo così riconquisteremo Milano. Silvia Sardone, vice segretario della Lega e parlamentare europeo, ha appena vinto la sfida dei gazebo, cioè la libera consultazione del partito per la corsa a sindaco di Milano. Con lei in testa alle preferenze figura il leader Matteo Salvini. Dopo questa indicazione popolare, Lega e centrodestra devono trovare la quadra per un nome in vista del doposala. Sardone accetta la sfida e propone di allargare la consultazione prevoto a tutto il centrodestra. Sicurezza al primo punto, bisogna riportare la legalità in città. Milano deve avere un progetto che faccia sognare i cittadini. Il centrodestra deve essere in grado di proporre una nuova visione della città. Una Milano che non si accontenta e che ritrovi l'orgoglio e lo slancio di grande città internazionale. Vannacci si è messo fuori dalla coalizione votando la sfiducia al governo e rivelandosi per ciò che davvero è, il migliore alleato
della sinistra. 0292947222, chiamate in diretta a Radio Libertà, e in questo momento c'è la possibilità di andare in diretta senza filtro e dire ciò che volete su qualunque argomento. Mentre a pagina 12 c'è lo scripta manent di Silvana De Mari: chi nasconde le stragi islamiche è complice. Per decenni nel Regno Unito migliaia di bambine sono state violentate e picchiate da bande di pakistani, mentre i nostri intellettuali discettavano di asterischi. Tacere per non essere accusati di razzismo non è più possibile. La collera è più morale della finta bontà. Silvana De Mari in un paginone a pagina 12 del quotidiano La Verità. C'è qualcuno in linea? Come vanno le linee, Francesco? Sì che ci sono, eccole qua. Pronto? Ciao, sono Marco Lamanda. Buongiorno. Ah, ma sono andato in diretta subito, scusi. Al volo. Allora, un'arma che ci servirebbe per tornare a vincere sicuramente l'anno scorso. Io ho appena terminato le ferie, sono tornato dalla Calabria. Bentornato, spero tutto bene. Sì, abbiamo avuto modo, no, ti dico questo perché abbiamo avuto modo di parlare con tanta gente, e io ero nella profonda Calabria, sulla costa ionica, quindi tanta gente del sud, e è quello di riportare l'ordine nelle città, perché tanti mi sono stupito anch'io, perché sai che in genere i calabresi meridionali sono molto più accoglienti di noi, ma hanno una paura folle degli immigrati. Cioè, più che altro dicono: caspita, se ti succede qualcosa la fanno sempre franca, cioè anche se tu ti difendi tu rischi di di finire in carcere, mentre loro non ci vanno mai. Quindi la gente con la quale ho parlato io, ha parlato mia moglie, è proprio questa la prima cosa che chiede: riportare l'ordine nelle strade. Cioè, noi abbiamo importato, e poi lascio spazio agli altri, in questi anni in questi 30 anni abbiamo importato tanto di quel terzo mondo che alla fine siamo diventati terzo mondo. Cioè loro stessi dicono: nelle nostre città c'era ordine, adesso c'è soltanto disordine e c'è soltanto degrado. Ciao Sammy, grazie. Grazie, abbiamo importato così tanto terzo mondo che siamo diventati anche noi terzo mondo. Pagina 13 della Verità, intervista a Marina Terragni. È ora di cambiare la legge sull'affido. I figli vanno ascoltati. Sulla Verità, intervistato il garante per l'infanzia. Una sedicenne non può decidere con chi vivere, è assurdo. Le case famiglia siano l'estrema ratio. E nella pagina successiva, signori, Gatto Pancieri, grandissimo artista che sta riprendendo a suonare in giro per l'Italia. Voitila scelse un mio brano, adesso tengo corsi per la CEI. Il cantautore dice: la mia Vivo per lei è la canzone italiana più venduta di sempre, ha superato Volare. Per la musica mollai il liceo, il mio pseudonimo lo volle Pippo Baudo. Intervistato Gatto Pancieri sul quotidiano La Verità. Lo sentite suonare in molte zone, anche in Brianza. 0292947222. Pronto? Pronto, sono io? Ciao. Ciao, Marco, provincia di Torino. Oui. Senti, volevo chiederti, mi farebbe piacere parlare, ma anche su un po' difficile perché quando fate i collegamenti con i ministri, i vari esponenti di governo non c'è la linea aperta. C'è una persona molto cortese e competente che si occupa di ambiente, di animali, tutela, non so come si chiami, se mi vuoi ricordare il cognome, ogni tanto lo intervisti tu, vabbè, non importa. Comunque volevo chiedergli cosa ne pensava di quel decreto che è passato, con firma di tutto il centrodestra, anche la Lega in gran massa, sulla possibilità che avranno i cacciatori, il prossimo apertura della caccia, di sparare indiscriminatamente a tutte le specie in tutti i territori. È passata questa roba qua. Io semplicemente sono rimasto senza parole, ma comunque se vuoi contattarlo gentilmente prossimamente, chiedigli tu qualcosa. Certo. Se è così, veramente siamo alla frutta. Ciao, stai bene. Grazie caro. Si chiama senatore Manfredi Potenti della Lega e fa parte appunto del settore animalismo
della Lega, di sicuro gli farò anche questa domanda, anche se la nuova legge sulla caccia non consente assolutamente di sparare indiscriminatamente a ogni tipo di animale che si muova. 0292947222, il Giornale in prima pagina: basta Pride, anti-ebrei e filo Islam, parla l'ex presidente nazionale dell'Arci Gay. Ma poi il Giornale ripropone l'inchiesta i RAS degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid. Ecco le intercettazioni shock e le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. Sempre sul quotidiano Il Giornale, anche sul quotidiano Il Giornale, perché oggi ne parlano tutti i giornali: vinciamo e torno al Viminale. Vannacci non mi frega due volte. Il generale dice sì alla coalizione. A Milano Marittima il leader della Lega Matteo Salvini chiude la festa con i giovani e promette: vinciamo e torno al Viminale. Poi l'appello a Zaia e Fedriga: siano al mio fianco, non dietro. All'interno del quotidiano Il Giornale, infatti, eccolo qua l'articolo intitolato Riscossa Lega, Salvini e l'appello ai colonnelli: vinciamo e torno al Viminale. Il leader della Lega chiude la festa coi giovani e si rivolge a Zaia e Fedriga: siano al mio fianco, non dietro, e su Vannacci mi freghi una volta, non due. E a proposito dell'evento che c'è stato questo weekend, ascoltate Radio Libertà perché ve lo faremo rivivere. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Buongiorno. Ciao, sempre d'accordo con Marco, però io avevo una osservazione, veramente due osservazioni da fare. Scusa il rumore, ma sono in strada. La prima è che quando hai nominato Licia Ronzulli mi è venuto un conato di vomito pensando a quello che diceva di noi Novax. E mi piacerebbe che tu, facendo un'opera di, come si chiama? Un'opera pia, leggessi il suo curriculum vitae per capire da dove arriva quella signora lì. Secondo, sondaggisti a me fanno ridere. Allora, nelle elezioni normalmente il 40, quasi il 50% delle persone non vota, e questi dicono che i voti di Vannacci verranno rubati alla Lega e a Fratelli d'Italia. Ma a nessuno viene in mente che c'è il 50% che non vota e magari, come è successo col Movimento 5 Stelle, la gente aderisce agli slogan. Vi ricordate? Vaffanculo di Beppe Grillo, apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno. La gente con gli slogan va a votare, e quindi questi sondaggisti, secondo me, fanno un po' come gli esperti di economia che la sera prima dicevano che Lehman Brothers era AAA e il giorno dopo è fallita. Quindi attenzione a chiudere le porte a Vannacci. Io non sarei così categorico. In politica, la politica è l'arte del possibile, bisogna fare il possibile. Per ottenere un risultato bisogna anche fare quello che non vorresti fare nella vita quotidiana. È questo quello che volevo dirti. Ciao Sammy. Grazie. Sì, bisogna solo metterci d'accordo, perché avere un competitor che dice le stesse cose che dice la Lega in coalizione, bisogna trovare una specializzazione, diciamo così. Quindi Matteo Salvini all'interno, Vannacci, che so, alla difesa, così lo vediamo subito alle prese con l'Europa. Dopo 5 giorni, secondo me, si dimette. Da Miglio a Sanz, il faro resta la libertà. Ecco il Pantheon dei giovani leghisti. Attenzione al retroscena di Francesco Giubilei in taglio basso sul quotidiano Il Giornale riguardo l'evento di Milano Marittima. Applausi quando si cita l'attivista nordirlandese, nato l'inno nuovo, ma soprattutto, sentite qua, la parola più usata, Nexus, la 3 giorni organizzata a Milano Marittima dalla Lega Giovani, è stata libertà, proprio come il nome di questa radio. Che caso. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Chiamo Trieste, ciao. Ciao. Allora, ascolta, perché non hai chiesto a Molinari il discorso delle quote latte? Forse era interessante. Dopodiché non andiamo dietro a Molinari, Morelli e compagnia bella che sono contro questo Vannacci. Prima o dopo si farà un accordo, sarà inevitabile e faremo un'ulteriore figuraccia. Quindi stiamo zitti, che lui vada dalla sua parte e noi andiamo dalla nostra. Però alla fine ci sarà una convergenza, come diceva Moro, convergenze parallele, ma comunque ci sarà una convergenza. Quindi cerchiamo di non infiammare tanto
questo rapporto che dopo alla fine ci sarà, faremo una figuraccia. Grazie caro, ma le figuracce non ci spaventano. L'unico problema, t'ho detto, è trovare la famosa quadra, nel senso che se diciamo le stesse cose è stare al governo insieme, forse, non so se mi spiego, però t'ho detto, se arginiamo la situazione mettendo uno qua, l'altro là, ben lontani possibilmente. Attenzione a voi razzisti, so che ci sono ancora 3 chiamate in diretta, state in attesa. A voi razzisti, c'è un film proibito sui crimini dei migranti che spaventa i buonisti, lo segnala Andrea Indini. Siamo oggi sul quotidiano Il Giornale. Accusato di razzismo e censurato in Germania, ma Musk lo ha pubblicato su X. Attenzione, come si intitola? Si intitola Citizen Vigilante, ok? È stato censurato in Germania, ma Musk lo ha messo in streaming sul social X. Spero che sia doppiato in italiano e me lo vado a vedere. Pronto? Pronto? Ciao. Sì, mi senti? Ciao, sì. Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate, Ciao. eccetera, ma è un po' che non ci sentiamo. Ecco, io voglio toccare quello che è la vita, la salute delle persone. Ecco, in riferimento a questo caso, se vediamo quanti morti ci sono, ecco, dico, se mi va in quello che si interessa dell'ambiente, eccetera, anche i vari comuni che sono interessati ai loro territori, di guardare veramente la salute delle piante. Guarda, anche i tecnici che si interessano di quello dovrebbero interessarsi, che in questo che non piove, eccetera, che ci sono queste enormi bombe d'acqua, eccetera, è proprio la pianta che non è in salute, perché vedi, non piove, vedi che i boschi sono diciamo pieni di foglie maltrattate, quindi automaticamente non penetra l'acqua, e quindi automaticamente anche le radici non prendono, eccetera, così via, e quindi anche le piante stanno morendo. Guardate che la pianta è la salute del mondo. Grazie caro, tutto vero, assolutamente, soprattutto cercare di piantare piante. Piantiamo la pianta, non è un gioco di parole, perché le piante fanno anche ombra, abbassano la temperatura. Ancora una chiamata 02. È caduta. Allora faccio in tempo a leggervi Aurelio Mancuso. Pride da ipocriti, cacciano gli ebrei e tacciono sui gay uccisi dall'Islam. Signori, è potente l'intervista a pagina 8 del Giornale all'esponente della comunità LGBTQ che dice: non mi riconosco più nel movimento. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, buongiorno Sammy, sono Gabriele di Perugia. Quella. Tutti parlano di Vannacci, ma Vannacci è il famoso scossone della mafia. Sbaglio? Un'altra cosa, boicottare la benedetta famiglia Mediaset. Boicottare la famiglia Mediaset. Grazie del tempo e buona giornata. Grazie a voi che ci seguite da tutta Italia. Lo ricordiamo, abbiamo un canale DAB, quindi non si utilizza internet, ma una semplice radiolina ricevente che si ascolta in tutta Italia. Da Sammy Varin, grazie per il gentile ascolto, grazie a Francesco, ma tanto io ritorno alle ore 11.